Grazie, buon pomeriggio a tutti. Partiamo da una citazione che mi sembrava corretta, un po' per richiamare le attività nelle scienze della Terra. È usato apposta il termine scienze della Terra per non entrare in un settore, proprio perché l'interesse, i lavori e il segno di Ardito Desio in tutti i campi, appunto, si può in maniera ben chiara evidenziare come scienze della Terra. È un Presidente della Repubblica, in un'occasione appunto di un suo compleanno, cita che Ardito Desio ha attraversato il tempo segnando con la sua presenza ghiacciai, vette e deserte. Ecco, questi ghiacciai, queste vette e questi deserti attualmente ancora nel nostro dipartimento e in molte università italiane seguono delle basi, seguono dei intuiti che ha avuto il professor Desio. Partiamo, come vi dicevo, protagonista di Scienze della Terra. Sottolineo da laureato in Scienze Naturali, come qualcun altro qui presente, Ardito Desio era un naturalista e da questo punto di vista ha, credo, potuto affrontare e approfondire tutto lo spettro delle scienze della Terra, e questa sua esplorazione, perché la sua parte, diciamo, anche scientifica si basa proprio su questo concetto di esplorazione, è ben evidente in questa frase in cui racconta le emozioni, in questa citazione in cui racconta le emozioni di quando ha visto, salendo appunto verso il K2, vedendo la bellezza intorno, diceva: non sentivo più la fatica, affascinato com'era dalla bellezza del paesaggio, dall'interesse per l'esplorazione geologica. Quindi questo è un po' il leitmotiv che deve un po' accompagnarci e ci accompagna e sta accompagnando ormai da generazioni di ricercatori i suoi insegnamenti. Iniziamo, scusate, dall'inizio. È un protagonista delle scienze della Terra. Nel 1927 fonda l'Istituto di Geologia, con già alle spalle le prime esplorazioni che vengono appunto estese poi, prima della Seconda Guerra Mondiale, in Africa e in Asia. Uno step importante è il 1942, quando avvia il corso di laurea in geologia all'Università di Milano, nell'attuale sede. Vi erano ben 2 iscritti, uno di questi era la professoressa Citta, recentemente scomparsa, quindi diciamo che pochi ma non buoni di più. Quindi diciamo, quando l'altro iscritto, che non è questa la foto, questo è il professor Benzo, era un sacerdote di Venegono, è chiaro che si sentiva un topolino in mezzo ai giganti. Questo mette il primo seme nella geologia di Milano, un passo importante che poi ha fatto crescere generazioni di geologi e generazioni di scienziati della Terra, e inizia nel 1963, quando appunto diventa presidente del Comitato Geologico Italiano e crea appunto la Commissione di Stratigrafia, per aggiornare un po' e per classificare, per descrivere i criteri che staranno andando a aggiornare la carta geologica al 100.000. Era una situazione molto frammentata, avevamo pochissimi fogli geologici, alcuni sparsi, non omogenei, ogni ente andava un po' da sé. Con post legge Sullo sono arrivati alcuni finanziamenti che hanno potuto permettere di aggiornare appunto questa carta geologica al 100.000, e questo è stato un po' l'inizio e il fiorire della scuola poi di Desio, in quanto numerosi contratti verso geologi rilevatori, ma anche micropaleontologi, petrografi e altre discipline delle scienze della Terra, che poi hanno costruito e hanno, come nell'immagine di prima che faccio vedere Arianna, proprio come una pianta, ha diffuso i propri rami dalle radici di Desio. Si è iniziato lì a parlare già di una carta geologica molto più in dettaglio al 50.000. In questo momento nel nostro Dipartimento di Scienze della Terra ci sono 14 giovani ricercatori fra assegnisti e dottorandi che si stanno occupando ancora dell'aggiornamento della carta geologica al 50.000, del progetto CARG. Quindi capite come anche attualmente questi piccoli semi, queste intuizioni lanciate ormai 50 anni fa, stanno portando
ancora ha effetti pratici sulle scienze della Terra attuali. Glaciologia, è chiaro che questo è un campo a cui sono molto affezionato, al di là che Arditondesi è stato presidente del comitato geologico per una decina d'anni, è stato un po' il primo a introdurre il concetto di monitoraggio dei ghiacciai. Prima c'era questa lunga tradizione che andava dal comitato glaciologico, quando ancora non era comitato ma era una branca del CAI, di monitorare le fronti, monitorare come cambiano questi ghiacciai, ma non in maniera sistematica. Il concetto di bilancio, introdurre in Italia in maniera sistematica il bilancio glaciale, il bilancio che ora ovviamente ha portato a uno stravolgimento un po' di questo tipo di conoscenza, ed è stato un intuito anch'esso del professor Desio quello di iniziare a ragionare a partire da questo bilancio glaciale con le connessioni delle variazioni climatiche. Eravamo in un momento un po' in cui i ghiacciai non tiravano come tirano ora da questo punto di vista anche attuale. Eravamo dopo il boom, diciamo, fra le due guerre. C'è stato un momento in cui dei ghiacciai fino al 60-57 con l'anno idrologico non erano così tanto interessanti o tanto vendibili, e lui ha avuto quella costanza appunto di dedicarsi a questa cosa. I primi convegni appunto glaciologici italiani, Bormio, Courmayeur, Trento e Udine nel 1975, sono stati fatti appunto organizzati sotto la presidenza Desio. Riporto appunto uno dei tomi principali che ha affrontato qualsiasi persona che ha studiato i ghiacciai in Italia, è chiaramente l'immenso volume, le immense tavole l'immenso lavoro appunto sui ghiacciai del gruppo Ortes-Cevedale. Geomorfologia e geologia applicata, un altro ambito delle scienze della Terra che magari è un qualcosa che soprattutto la geomorfologia, che sembra limitato magari un po' fine a sé stante, ma il professor Desio è stato uno dei primi sostenitori della geomorfologia per i suoi contributi applicativi. Un po' la geologia applicata in Italia è nata ed è stata merito del professor Desio. Ha gettato le basi col suo mitico Geologia applicata all'ingegneria per gli studi sul dissesto idrogeologico e anche sulle risorse idriche in Italia. Geologia applicata, il corso di geologia applicata al Politecnico è stato anche un po' il banco di prova della professoressa Cita, che si è trovata da giovane assistente in quanto il professor Desio era impegnato a organizzare quella gita, quella spedizioncina al K2, si è trovato ad affrontare centinaia di ingegneri. Anche lei ha avuto un bel impatto ed ha saputo tirar fuori il meglio anche da questi insegnamenti. Geologia, quindi geologia applicata e geomorfologia, due chicche, lo dico da geomorfologo, che però hanno segnato poi anche con il professor Benzo e numerosi altri collaboratori, due testi cardine della geomorfologia del nord Italia. Uno è un lavoro del 52 che si occupava dei movimenti orogenici quaternari della pianura padana. C'era molti dubbi, poche conoscenze su questo tema, e con questo lavoro è stato un po' portato avanti il concetto di come l'orogenesi forse non era così terminata tanto tempo fa, anzi è tuttora in corso, e la stessa cosa agganciata a questo fa riferimento a un lavoro di pochi anni, alcune decine di anni dopo, nel 65, sui rilievi isolati della pianura lombarda e i movimenti tettonici del quaternario. Quindi qui con questi due lavori, con questo tipo di analisi, ha affrontato, diciamo, ha aperto una nuova linea di ricerca che che tutt'oggi è ancora attiva. Se noi ci spostiamo un pochino, ok, non mi viene dietro, un pochino più in generale, è chiaro che prima di andare un po' nel dettaglio di quello che viene studiato attualmente al Dipartimento di Scienze della Terra e nell'università, ritorniamo un attimo al 54, quello che
ha fatto nell'organizzazione, nella preparazione, nel viaggio, nell'analisi, il professor Desio durante questa conquista ha gettato la base alla ricerca e anche ad aree di ricerca che sono tuttora attive. È chiaro che l'Università di Milano e altre università milanesi o altre università italiane non sarebbero mai arrivati lì ad affrontare questo tipo di ricerca in quelle aree se non ci fosse una conoscenza base, poi approfondita con la loro modernità, a partire da questo primo input e da queste prime basi gettate. Parlo di allievi non allievi, questo avevo usato la parola eredi della professoressa Angiolini, mi ha un po' tirato le orecchie, allievi di allievi risulta essere un pochino più elegante. Il gruppo di paleontologia che si occupa appunto della paleontologia dell'Asia centrale è ancora estremamente attivo, si continuano ad affrontare le analisi delle associazioni fossili di quelle aree, sempre appunto partendo dai primi studi di Desio. Ora è una routine affrontare questo tipo di studi attraverso un accurato approccio stratigrafico. Prima, a inizio Novecento, i paleontologi erano quasi più collezionisti, non badavano alla stratigrafia, non badavano dove raccoglievano questi fossili. Con gli studi di Desio l'approccio stratigrafico è diventato una base importante, ora è la routine, tanto che ora si parla appunto di biostratigrafia ad alta risoluzione, cioè andare all'interno del record geologico, distinguere le singole evoluzioni per poter ricostruire appunto una paleoecologia, ma questo è un qualcosa che ora diamo per scontato, ma negli anni 60 scontato non lo era assolutamente. Questo concetto di stratigrafia si rispecchia bene nella RIPS, nella rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, che era stata acquistata di Desio nel 1942, ne fu direttore fino al 1995, ma un motivo di orgoglio dell'Università di Milano è che nel 1976 Desio cedette a Unimì la rivista, con, diciamo, in questa cessione si considerava come il direttore dovesse essere un docente del nostro dipartimento. Ecco, due cose: ora la rivista è tuttora in ottima salute, ha dei numeri, sapete che ora andiamo sempre a pesare le pubblicazioni con i numeri, ha degli ottimi numeri, e lascia la sua impronta anche nel titolo. Si chiamava Rivista Italiana di Paleontologia. In uno dei suoi scritti, quando appunto diciamo, aveva già dei collaboratori che di fatto avevano assunto la ruolo di direzione, ha aggiunto appunto il termine stratigrafia proprio per far passare questo concetto da paleontologia a senso stretto a paleontologia stratigrafica o a biostratigrafia in maniera ancora più chiara e ancora più importante. Adesso ci lavora la dottoressa Lombardo con tanta passione. Diamo per scontato anche le nostre ricerche italiane in Antartide. Noi siamo in Antartide, abbiamo un progetto di ricerca nazionale come appunto come nazione, ma è chiaro che c'è stato un momento della storia negli anni 60 dove bisognava essere lì, bisognava salire sul carro giusto, trovarsi a spartire, chiaramente dal punto di vista scientifico, quest'area con le grandi potenze scientifiche dei tempi. Ardito Desio, in una serie di tentativi, si adoperò a lungo affinché l'Italia fosse protagonista, anche se magari direttamente è stato in Antartide, ma direttamente mai non si è mai occupato di paleoclimatologia in questo senso. Però il fatto che l'Italia è protagonista nel PNRA chiaramente deriva anche questa da una tradizione, da un intuito che ha avuto il professor Desio. La geologia applicata, come vi dicevo prima, nel 1925 lui, il professore, diventa assistente alle cattedre di geologia al Politecnico ed è quello che getta un po', come dicevo prima, le basi della geologia applicata. Un esempio, l'approccio che
deriva agli studi per la costruzione delle dighe, prende un po' tutto l'approccio, quindi valutazione e stabilità dei versanti, tenuta, problematica nelle opere sotterranee, tutto questo modus operandi è ancora attuale, si fa la stessa cosa, chiaramente con metodologie molto più innovativi, perché ovviamente i mezzi lo permettono, ma questa sequenza di tecniche per descrivere un po' la geologia del sottosuolo è tuttora valida, è tuttora efficace. Se andiamo un pochino più nella geologia dura, quindi la petrografia e la geologia senso stretto, è chiaro che a partire dal 29, con le successive monografie sulle varie zone di tutta la catena del Karakoram e dell'Himalaya, hanno gettato le basi alla conoscenza dell'attuale setting litologico-strutturale della catena, che è estremamente complesso e che ha preso, diciamo, le basi, ha preso spunto proprio da questi suoi studi, che poi ovviamente sono stati approfonditi. L'ultima parte riguarda un po' invece, scendiamo un po' dalle montagne, anzi saliamo anche in questo caso, ma andiamo in ambienti un pochino diversi, e quindi il rapporto del professor Desio con il deserto del Sahara, il rapporto con la geomorfologia, la geoarcheologia e anche, perché no, la paleoclimatologia. Tra gli anni 20 e gli anni 40 Desio è stato spesso è stato responsabile appunto delle ricerche geologiche in territorio libico, e ancora oggi studi di Desio appunto sono la base per le ricerche attuali, sia da un punto di vista geologico a senso stretto, per la ricerca petrolifera, ma anche più per la geomorfologia, per la geologia del quaternario e tutta la parte anche geoarcheologica, un gruppo di ricerca appunto di geologia del quaternario e geoarcheologia che si è basato in Libia ovviamente fino al 2011, poi purtroppo ha dovuto interrompere questo tipo di ricerche in quell'area per condizioni di sicurezza, si è basato proprio su queste prime intuizioni, tracciati, ricerche, analisi litologiche del professor Desio. Recentemente abbiamo appena concluso un lavoro che cerca di ricostruire un po' l'evoluzione della città di Derna, questa città distrutta totalmente lo scorso anno da un'alluvione, e nel redare abbiamo potuto fare, secondo noi, è ancora in revisione, quindi speriamo anche per i colleghi, un ottimo lavoro, proprio perché disponevamo di una base di dati sulla città, sulla descrizione della litologia della città, sulla geomorfologia della città e anche sull'espansione della città estremamente rigorosa e importante. Per chiudere, un motto che credo che debba muovere un po' tutti noi che facciamo questo mestiere, abbiamo l'onore di fare questo mestiere. Il professor Desio ha fatto suo questa citazione di Pompeo, navigare est necesse, cioè il concetto di esplorazione, il concetto di collegare l'esplorazione a un'esplorazione diretta alla conoscenza, quindi cercare di ampliare la propria conoscenza, sia per un senso di è necessario conoscere per migliorare, per poter applicare nuove metodologie, o comunque per un miglioramento pratico, ma anche per una sete di conoscenza a senso stretto. Quindi noi facciamo nostro, credo che tutti quelli che si lavorano e si occupano diciamo un po' dell'eredità di Desio fanno proprio questo motto, e fanno proprio anche la citazione, diciamo, della sua allieva numero 1, credo che nessuno si offenda se dovessi dire così, anche solo perché temporalmente è la numero 1, quindi possiamo permetterci. Desio ci ha insegnato la curiosità scientifica, la determinazione, la chiarezza e la pazienza. Ci ha insegnato a non perderci d'animo, ad avere fiducia in noi stessi, ad essere attaccati al nostro lavoro. E questo è molto di più che semplicemente insegnare la geologia. Maria Bianca cita. Grazie.